Cari amici telespettatori, buongiorno o buonasera, chi si collega, diciamo così, a seguire Stefano Grigio, che sono io. Allora, ci stiamo avvicinando sempre più al Natale. Fra 2 settimane prepariamo il presepio e diciamo così è l'albero di Natale e facciamo le feste natalizie per salutare il 2025 e dare il benvenuto al 2026. Però prima di arrivare alle Natale, Capodanno, Epifania del Signore, vi voglio parlare che il giorno 10, scattando verso la sera, passando l'11 del 2011 di novembre, alle 2:15 già dell'11 novembre 2011, qui a fianco vedete c'è una rotonda. Come potete vedere c'è una rotonda, qui siamo a Padova Veneto, dove c'è una strada, diciamo così, una corda anulare e soprattutto c'è una rotonda. Allora, dove in fondo vedete c'è una strada che arriva e io passavo con il motorino e una macchina decise di venirmi addosso e io pensavo che nella mia vita fosse finita, che sarei morto, insomma, capito? E giustamente, ecco qua, vedete, questo c'è il verbale dell'incidente che ho fatto alle 2:050 in via Plebiscito, nuova rotonda, l'ex Samp, qui a Padova Veneto, eccolo qui, e in poche parole questa è la scheda tra una macchina e un motorino. Io nel 2011 avevo preso paura e sono stato, diciamo così, pensavo che ero un morto e invece nella mia vita, dopo tanti anni, che adesso siamo nel 2025, sono ancora qua. Ma io nel 2011 avevo visto già il Signore e tutti gli angeli, che giustamente ero preparato per la morte, insomma, perché questa macchina mi era venuta presa e mi aveva preso in pieno. Infatti io sono morto e invece questo Dio misterioso ha detto che non era ancora il mio momento e sono, diciamo così, ritornato in vita. Tanta gente non ci crederà a questo mistero, ma io vi devo assicurare che è la verità. Col motorino io passavo la rotonda e una macchina mi ha preso e mi ha fatto volare. Certo, ne hanno parlati tanti di personaggi del mondo della televisione e che purtroppo anche loro due sono morti. 2 sono morti, una donna e un uomo, insomma, e la donna era Raffaella Carrà e Gigi Proietti. E poi invece ci sono 2 persone che diciamo così hanno fatto dei videoclip. Una è sulla canzone La vetrina di Renato Zero, che dopo io condividerò, e un'altra La tata di casa Vianello di Sandra Mondaini e Vianello. Questa morte, insomma, che è un suscitato, ma vi assicuro che tanta gente non ci credeva che io ero morto e dopo ho fatto a risorgere. Tanta gente per strada mi è venuta a dire: ma che cavolo mi stai raccontando? Ma vai, è una bugia, insomma, capito così? No, io ho detto no, io nel 2011 pensavo che nella mia vita ero morto. Non lo so capire come mai questa macchina ha fatto, ma poi io avrei capito giustamente perché mi ha fatto questo gesto qua, insomma.
Infatti vedete, tra il terreno e lo Spirito Santo del cielo di questo mondo di Dio. E poi adesso sono passati 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Altri 15 anni che sono ancora qui al mondo per continuarvi a aggiornare i miei videoclip e soprattutto a farvi vedere la mia storia di vita, insomma. Però stasera è come in poche parole. Io mi ricordo anni fa andavo a Roma da un compleanno di una vita di un attore che lui raccontava la sua storia da un incidente stradale e lei andò in coma e l'è risorto, che era il mitico Emilio Wendy. E da lì ho capito che anch'io mi è successo nel 2011 questa cosa così. Giustamente tante persone non ci credono perché giustamente mi vedono in vita, invece oggi è un anniversario per me, perché dopo 25 anni io pensavo che nel 2011 ero morto e invece mi sono risultato. Infatti tante persone giustamente mi hanno un po' capito e ci hanno un po' creduto. Per quelli che abitano a Padova Veneto penso che ci sia stata, diciamo così, una storia da raccontare. Io ogni anno festeggio questo anniversario, chiaramente non come la festa di Emilio Rovandi, un po' più piccola, diversamente, con una torta, ma anch'io però un anno ho fatto un evento per ricordare proprio così, perché l'ho fatto proprio in quel posto lì, per proprio dire giustamente, capito, perché qualcuno aveva pensato che io avessi toccato una donna degli altri, invece non era vero, capito? Era tutto sta messa in scena qui. Però tante persone dicono: ma come cavolo hai fatto a morire e poi a risorgere? Eppure invece io me la sono vista brutta. Io dal 2011 fino al 2025 proprio avevo perso la memoria, insomma, non mi ricordavo più di niente e cose, e dopo invece tramite una ragazza di Padova Veneto mi ha fatto ritornare tutta la memoria, che all'età mia, insomma, e ho fatto tutto un riassunto della mia vita. E chiaramente c'è questo evento che adesso sta per finire, perché dopo nel 2012 stiamo, diciamo così, arrivando alla fine di questo altro anno, no? E stiamo preparandoci al Natale, il Capodanno, più fine del Signore. Un altro anno. Io chiaramente, ragazzi, sono nato nel 1981 e nell'anno 2025, che adesso ho 44 anni, ne ho viste di tante di storie. Io adesso non la preghiera, però io ho raccontato la storia a tanti preti, a tanti vescovi, a tante suore, che tante persone sono state un po' allibiti, a bocca aperta, per dire questo mistero. Io che ho dato tanti anni la chiesa come chierichetto, che ho fatto il chierichetto anni fa, e ho donato sempre il coso, ma un giorno mi sono rivolto, perché io andavo a Roma nel Vaticano, a un Papa Wojtyła, che adesso purtroppo è morto, che gli ho chiesto: ma io mi posso sposare? Beh, certo, figliolo, il chierichetto si può sposare, il prete invece non si può sposare. Invece ci sono dei preti e delle suore che buttano via la veste e si fanno l'amore e fanno i figli. Ma questa è una cosa sbagliata, anche se io anni fa, diciamo così, io avevo un mio desiderio di venire, che ci sono riuscito, ma il Papa Wojtyła aveva detto di no. Ecco, perciò tra il cielo e la terra c'è un mistero. Io infatti proprio visto, vi racconto la storia, che io quando ho chiuso gli occhi ho visto un cielo, diciamo così, rosso come il fuoco, il nero e il bianco, il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Ma a un certo punto ho visto una croce con un uomo che è risorto, che è sceso dalla croce
ed è venuto intorno a me e io intanto vedevo tutti gli angeli, ho fatto visto anche mio nonno, tutto quanto, e mi ha toccato la spalla in buio e mi ha detto un audio: non è ancora il tuo momento. Mi ha spento tutto e mi ha fatto ritornare qui. Io chiaramente, ragazzi, questo video è un po' un mistero, capito? Perché volevo un po' raccontare così. Poi condividerò i due videoclip di due attori, diciamo così, attrici, che hanno fatto questa videoclip, la vetrina, la canzone, e lì fatto vedere, ma non c'ero io in, diciamo così, in video, c'è un altro ragazzo che ha fatto la parte dell'incidente mio. Infatti è una storia che ha suscitato e ne ha parlato tanto persone. Certo, chiaramente una cosa così, questi sono un po' misteri, che una persona giustamente fa un incidente, muore e dopo invece risorge e è tutto quanto così. Una persona quando è morta, però l'anima si crea via dal terreno e va nello Spirito Santo. Ecco, io adesso vi ringrazio, condivido questi due video, infatti dalla grafica c'è scritto il ricordo di questo incidente nel 2011 e adesso sono passati 25 anni e sono ancora in vita. Vedete, qui vedete, eccolo qua, vedete, questo è un disegnetto, vedete, c'è una rotonda, una macchina e un motorino, vedete il segno strada che mi ha preso in pieno e mi ha fatto volare. Robe strane. Comunque io vi ringrazio, seguitemi sempre su YouTube e Facebook e vi aggiorno nelle prossime volte con altre situazioni particolari, ok? Grazie, e ci prepariamo al Natale, il Capodanno, Epifania del Signore e la Befana del 6 gennaio 2025-2026. Da tutti, da Stefano Grigio, grazie e arrivederci, e seguitemi sempre.